Continua l'impegno dei carabinieri di Ribera verso la lotta allo spaccio di stupefacenti. A tal riguardo un sorvegliato speciale è stato sorpreso in possesso di droghe e quindi arrestato. Il fatto è successo nella giornata di ieri. I carabinieri della Terenza di Ribera, nell'ambito dei predisposti servizi finalizzati alla repressione dei reati in materia di stupefacenti, hanno arrestato un 52enne del posto, già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale. L'uomo è stato sorpreso in possesso di 16 grammi di hashish. Nel corso della perquisizione a casa, i militari dall'arma, oltre allo stupefacente, hanno rinvenuto anche 2 bilancini elettronici di precisione e del materiale compatibile con un'attività di taglio e confezionamento della sostanza, elementi che hanno fatto scattare le manette per l'accusa di detenzione ai fini dello spaccio di sostanza stupefacente, con l'aggravante di aver commesso il reato in regime di sorveglianza speciale. La droga e il materiale sono stati sequestrati e messi a disposizione della Procura della Repubblica di Sciacca, mentre l'uomo, su disposizione della stessa autorità giudiziaria, è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto.